Se per caso un giorno o l'altro ti trovassi solo, sai, senza una compagna che poi ti aiuta nei tuoi guai, e se poi il cielo blu si chiude all'improvviso su di te e ti senti come un ladro che ha paura anche di sé, guardati allo specchio e guarda un poco intorno a te. C'è tutto un mondo intorno che gira ogni giorno e che fermare non potrai, e viva il mondo, tu non girare intorno ma entra dentro al mondo. Un mondo intorno che gira ogni giorno e che fermare non potrai, e viva il mondo, tu non girarli intorno ma entra dentro al mondo. Se nel buio che ti avvolge una fiamma scorgerai, corri senza indugi, forse è il sole che tu vuoi, e se come un fiamme in piena poi il tempo ormai usato se ne va, e un naufrago ti senti tu che da solo scruta il blu. Quella fiamma sconosciuta è la tua zattera, lo sai. C'è tutto un mondo intorno che gira ogni giorno e che fermare non potrai, e viva il mondo, tu non girarli intorno ma entra dentro al mondo. Tutto un mondo intorno che gira ogni giorno e che fermare non potrai, e viva il mondo, tu non girarli intorno ma entra dentro al mondo. Dentro al mondo. Brava Sally, brava, complimenti per questa voce tonante, perché è una voce squillante. Allora Sally di Padova, Piove di Sacco precisamente, come mai questo amore per il canto? È una grande passione che è nata, perché in casa mia, le dirò,
In casa mia tutti amano la musica, sono cresciuta ascoltando opere, l'opera, la lirica e tutto quello che c'è nel mondo della musica. Bene, allora salutiamo i nostri telespettatori, buonasera, ben arrivati. Il mondo attorno a noi, quanto mondo attorno a noi, quante storie, quante speranze, quante delusioni anche questa sera qui ai Veneti Schiacciati. Io so che siete in tanti sempre a guardarci perché le nostre storie vi coinvolgono, voi partecipate e avete proprio con noi le emozioni che riusciamo veramente a trasmettervi con questi fatti reali, con questa povera gente che non sa più a chi rivolgersi e per fortuna che hanno trovato un punto di riferimento che è la nostra emittente Rete Veneta e la nostra trasmissione I Veneti Schiacciati. Ve li presento subito perché ci sono anche delle bellissime storie. Allora salutiamo tantissimo Valentina Pasini che è la mamma di Beatrice, ben arrivata Valentina, grazie, con grazie. Stefania Pontarolo che è una donna tenacissima, che è l'amica di Valentina e assieme hanno fatto una cosa bellissima, sono riuscite a schiacciare un'amministrazione. Il sindaco ha dovuto cedere e vedrete cosa è successo, ma salutiamo anche questi due genitori, questi due bravissimi e poveri genitori che hanno perso la loro figlia di 34 anni, Daniela, nel 2017. Salutiamo Salvatore Capace e Giovanna Palazzo. Grazie di essere qui, grazie veramente, io vedo già che tu ti stai commuovendo, allora ti lascio un attimino tranquilla e andiamo un attimino da Valentina. Allora, cosa è successo Valentina? Tu hai una bambina bellissima, Beatrice, che salutiamo, e cosa è successo nella tua vita quando è nata Beatrice? Beatrice è nata 11 anni fa e apparentemente sembrava tutto a posto, ma in realtà dopo pochi giorni dal parto ha iniziato ad avere dei problemi di salute e quindi le è stata diagnosticata una malattia neuromuscolare piuttosto grave che comporta dei gravi problemi motori. Beatrice è una bambina che sa relazionarsi da un punto di vista, diciamo, di relazioni, è completamente sana, quindi riesce a parlare, è una persona come noi, l'unico suo problema è proprio motorio e quindi è costretta a muoversi su una carrozzina elettronica. Diciamo che da quando c'è lei la nostra vita si è completamente ribaltata. È stato difficile, però ci ha aperto gli occhi su tante cose e io non la vedo come una disgrazia, come alcune volte sento con ribrezzo dire, ma la vedo come una benedizione. È una fortuna avere una figlia come lei, ci ha insegnato tantissimo. Io quando sono andata a Lignano a intervistare proprio le mamme di questi ragazzi diversamente abili, ma loro si possono chiamare tranquillamente disabili, per loro non c'è nessuna differenza. Le mamme mi hanno detto, Valentina, la prima volta il primo colpo è stato durissimo, nel senso che tu non te l'aspetti, te lo dicono ma fino all'ultimo non ci credi. Però dopo quando li prendi in braccio e li guardi passa tutto, per te sono delle persone meravigliose, dei bambini stupendi, normalissimi. Allora vediamo il servizio e capiremo ancora di più il perché. Lei, la nostra piccola Beatrice, la nostra guerriera, non poteva essere altrimenti, la prima a salire sulla giostra inclusiva di Parco Ragazzi del 99. Il taglio del nastro ha ufficialmente aperto l'utilizzo della struttura, la terza a Bassano, che permetterà a tutti i bambini indistintamente di giocare e divertirsi, proseguendo la campagna che Rete Veneta sta portando avanti per eliminare tutte le barriere sia fisiche che mentali. L'unico scopo è quello di vedere realizzato il sogno di Beatrice, che ha toccato i cuori degli amici gemelli di Mühlacker. La struttura infatti, come ampiamente riportato nei nostri TG, è stata realizzata grazie a un contributo di 10.000 euro del Comitato Gemellaggi della città tedesca. La presidente, la collega giornalista Maren Recken, infatti, dopo aver seguito online i servizi di Rete Veneta sul tema, si è così emozionata che ha voluto lasciare a Bassano un segno concreto. Ma davvero, io sono veramente emozionata, è stato un momento proprio particolare, spettacolare e spero che sia usata molto questa giostra. E
E tanta commozione quando Maren ha finalmente conosciuto di persona la piccola Beatrice. Ciao Beatrice, io sono Mare. Emozione anche da parte di chi si è sempre battuto accanto a Rete Veneta e a Beatrice per l'installazione delle giostrine inclusive. Una fortissima emozione, soprattutto quando si superano anche i confini italiani e si va ad interessare anche la sensibilità di altre persone che mai avrei pensato di arrivare insomma fino a questo punto. E Beatrice continua a dirmi: dai Stefi, vai avanti, cosa facciamo ancora domani, a cosa arriveremo a fare? È una cosa che ci dà molto orgoglio, come spiego sempre a Beatrice è una causa nobile e sono contenta che sia un po' un riferimento per tutte le persone che hanno questo tipo di difficoltà. Cara la nostra Beatrice, però noi abbiamo visto anche un'altra persona che è Stefania Pontarolo, che è qui con noi. Grazie Stefania di essere arrivata anche tu. Ma cos'è che ti ha mosso? Cioè questa donna, questa volontaria con una sensibilità e una forza enorme, cos'è che ti spinge a lottare? Io ti posso capire, ma a lottare così tanto e riuscire nell'obiettivo, quanta tenacia ci vuole Stefania? Beh, intanto innanzitutto bisogna crederci e poi essere positivi, sapere che comunque quando è nel diritto di una persona avere qualcosa, essere uguale agli altri, ancora maggiore ti dà la forza di lottare. Io quella volta, quel giorno, potevo fare benissimo come fanno tanti, cioè guardare la bambina mentre guarda gli altri bambini giocare e dire poverina. Cosa è scattato in te Stefania nel momento che hai visto che mancava veramente un qualcosa per rendere felici questi bambini? La rabbia. La rabbia perché era un suo diritto poter giocare insieme a quei bambini. Io sono andata a casa e non ci ho dormito la notte, poi ho detto ma possibile, perché mi è rimasta impressa quella bambina là e ho detto non è possibile, ho detto adesso domani vado in comune e mi sono decisa a rompere le scatole fino ad arrivare a Il primo approccio che hai avuto con l'amministrazione, com'è stato? Hai trovato subito un muro di gomma oppure un'apertura? Cosa è successo la prima volta che tu hai detto io non voglio più che succeda questo? Beh, innanzitutto in amministrazione mi conoscono come una rompiscatole. Ecco. E per cui quando sono entrata, sempre col sorriso, cioè non andando là cercando di ottenere le cose con la rabbia, eccetera. Sempre con il sorriso ho chiesto cortesemente di farmi vedere i cataloghi. L'ufficio tecnico è stato molto disponibile. Ne ho spolverate tanti e i prezzi sono molto alti delle giostrine, lo ammetto, infatti ogni tanto mi arrabbiavo anche con le ditte che potrebbero anche venire un po' più incontro a queste esigenze, soprattutto per questi bambini. E comunque anche avendo poi parlato anche con l'amministrazione non ho assolutamente trovato muri, anzi piena disponibilità. Apertura allora. Apertura. Allora vuol dire che quando l'amministratore vede che c'è una persona che si batte per un qualcosa di giusto, certo, se ha una certa sensibilità, perché qua è questione di sensibilità, forse riusciamo ad aprire le porte. Valentina, certo, cosa vuol dire avere vicino a te una donna, una mamma, anche una persona che lotta anche per te, ma per tanti bambini, per abbattere queste barriere architettoniche? Tutti ne parlano, però pochissimi fanno. Sì, è una gioia avere vicino una persona come lei, perché sono convinta, e lo dico sempre, non perché è qui presente, ma il mondo dovrebbe avere molte più persone con l'empatia che riesce ad avere lei nei confronti degli altri. È una fortuna averla incontrata. Dovremmo prendere esempio da chi come lei si batte senza avere nulla in cambio, perché in realtà non lo fa con degli scopi personali, ma semplicemente per supportare insomma una causa che lei crede sia giusta. Ascolta Valentina e Stefania, la prima volta che Beatrice è salita su questa giostrina, io vorrei veramente che la telecamera delle volte riuscisse proprio a far vedere l'emozione di questa bambina nel salire in una giostra che per lei fino a pochi giorni prima era impossibile. Sì. Cosa hai visto in tua figlia Valentina? Beh, soddisfatta, devo dire la verità. Beatrice ormai comincia ad essere grandicella, e quindi l'età del gioco vero e proprio l'ha passata.
però per lei riuscire a salire sopra una giostrina assieme alle sue amichette, mentre prima le doveva aspettare giù, anche solo per andare su, farsi una fotografia, parlare dei loro segreti, credo sia stata una cosa molto importante. Sono cose che sembrano ovvie, ma purtroppo non sono. E tu, Stefania, l'emozione che hai provato quando hai visto salire Beatrice finalmente su questa giostrina, da te tanto sudata? Guarda, mi vengono ancora i brividi. Vengono a me, fa conto. Perché, no, guarda, contentissima, perché cioè, mi dà lo stimolo per lottare ancora per altre cose. Adesso questa cosa qua sta avendo un effetto virale, perché sta esplodendo un po' dappertutto a Rossano. Ci sono accorti che ci sono queste esigenze dei bambini? Sì, appunto, mi sono reso conto che basta alle volte cioè anche la pubblicità sulle TV di queste cose qua, il fatto questo è stato molto tangibile. Quanto è importante, dillo, perché non è che noi vogliamo fare scoop, noi cerchiamo veramente di aiutare, proprio nel senso della parola. Cosa vuol dire centrare l'obiettivo anche con le telecamere, finalmente riuscirci? Vuol dire tantissimo, perché la gente guarda, la gente osserva e dice, io lavoro in ospedale, e la gente mi dice: Stefania, avanti, brava, complimenti per quello che stai facendo, e a parte che danno più entusiasmo a me a fare ancora molto di più, perché quello che posso lo faccio, perché è vero, non ricavo niente, però quello che ne ricavo in felicità non ha paragoni. Però la gente capisce la gente vedendo capisce veramente che ci sono determinati problemi che si possono risolvere, basta volerlo, insomma. E allora sai cosa facciamo? Guardiamo il prossimo servizio. Sì. Il sogno di Beatrice supera i confini di Bassano e raggiunge Rossano Veneto, dove il sindaco Morena Martini, sensibile all'appello di Rete Veneta, ha messo mano al bilancio comunale, dotando i parchi cittadini di giostre inclusive. In tutti i parchi di Rossano le giostre che compreremo saranno tutte di natura inclusiva. Accanto alle giostre storiche, ai giochi storici che ci sono già, sono arrivate le prime giostre inclusive sia nel parco a Mottinello, c'è già una pecorella installata, ma c'è già la struttura per ospitare anche il grande cestone. All'interno di Parco Sebellin il cestone c'è da parecchio tempo, e aspettiamo che finisca la sagra di Sant'Antonio per montare la giostra cestone anche all'interno di quartiere Pesse. Una scelta importante, quella dell'amministrazione Martini, che per realizzare il progetto ha investito una cifra significativa del suo bilancio. È una questione di scelte, è vero che risorse ce ne sono poche, noi abbiamo investito quasi 20.000 euro nell'acquisto di giochi nuovi per i nostri parchi, giochi sicuri, abbiamo optato per dei giochi con materiali che non si distruggono con il tempo, ed è una questione di scelta politica, uno decide dove investire i soldi dei propri cittadini. E Morena Martini non ha avuto dubbi, decidendo di dare risposte concrete al sogno di Beatrice. Se in una città esistesse anche solo un bambino con disabilità, questo bambino ha diritto, come gli altri e più degli altri, di potersi divertire con dei giochi sicuri in parchi, giochi messi in sicurezza. Salutiamo allora il sindaco Morena Martini, le giostre portano fortuna, sindaco, continui su questa strada perché c'è ancora tanta strada da fare, solo l'inizio, ma è un inizio bello perché in tanti hanno capito l'importanza di far sorridere questi bambini che hanno solo la sfortuna, dico io Valentina, di essere nati con dei problemini che però se li aiutiamo questi problemini diventano ancora più piccoli. Però adesso io vorrei salutare, se siete d'accordo ragazze, anche questi due genitori. Io mi avvicino a loro perché hanno perso una figlia e perdere una figlia secondo me non c'è niente che potrà colmare questo vuoto enorme. Cos'è successo allora nella tua vita, Giovanna? All'improvviso tu hai altri, quanti figli hai ancora? In tutto 7. 7 figli. Daniela la conto sempre. Anche però Daniela non c'è più, poi manderemo anche la foto di Daniela, eccola qua, questa bellissima ragazza che non c'è più. Però cos'è successo? La mamma e il papà dicono per mala sanità. Sì. Allora raccontiamo un po' la storia, Giovanna, calma, senza problemi, sì, tranquilla. La storia della mia Dani è abbastanza lunga. È nata già all'età di 1 anno e mezzo, ci siamo accorti che era affettata da tumore ed è stata operata. Il primo intervento alla Palermo? Sì, ed è stata operata all'ospizio marino di Palermo ed è andato bene perché non camminava più, aveva troppo diarrea e l'hanno operata.
Poi hanno portato, dopo un mese, mi hanno dato l'esame istologico e hanno sbagliato gli esiti perché risultava che era un cordoma. E invece, siccome lei era in cura all'ospedale dei bambini, mi ha detto il direttore mi ha detto: signora, vado a prendere i vergini con la nostra firma, dice che noi mandiamo i vergini, dice, al Gaslini di Genova. I vetrini? Sì, dice, perché dice, per me non sembra un cordoma. L'hanno mandato, siamo andati a prendere al Policlinico con la firma della dottoressa e abbiamo portato i vergini all'ospedale dei bambini. Li hanno trasferiti, portati al Gaslini di Genova, dopo un mese ci hanno mandato gli esiti. Era un ganglio neuroblastoma, era un tumore che portava dalla nascita. Che non era stato riconosciuto? No, no. E siccome io già avevo 6 figli con lei, e mio marito faceva le cassette da frutta, non guadagnava tanto, i bambini erano tutti piccoli e abbiamo dovuto lasciare i bambini, e la più grande aveva 12 anni, e l'ho dovuto lasciare a mia madre e a mia suocera. Siete venuti a Genova allora? Siamo partiti per Genova, sì. E a Genova ha fatto il secondo intervento perché dopo 8 mesi ritornò di nuovo, ha avuto la paralisi alle gambe ed è stato operato al Gaslini di Genova e faceva chemioterapia. La prima volta ha fatto solo la radioterapia. Quando siamo saliti da Palermo siamo andati a Genova perché è risultato un tumore. Allora, e cosa succede? La volta la radioterapia. Passano, continuiamo. No, poi è andata al Gaslini e poi dopo 8 mesi è venuto di nuovo, ha avuto paralisi alle gambe. L'abbiamo riportata di nuovo al Gaslini di Genova, è stata operata, ha fatto cicli di chemioterapia, radioterapia, avanti con questa terribile malattia. Quando lei faceva la terapia, la chemioterapia, faceva pure delle trasfusioni di sangue perché si abbassavano tutti i valori. E cos'è successo con una trasfusione? Ha preso, negli anni 80 c'è stato il fatto che si comprava il sangue, lo Stato comprava il sangue infetto, ha preso l'epatite C. Ha preso l'epatite C, Daniela. E diciamo che da là è disastro. nato, oltre il bloccamento della crescita perché faceva le radioterapie, ha avuto un bel po' di problemi. E io da piccola prendevo l'accompagnamento, la bambina, sono stata sempre accanto a lei perché i miei figli, mia madre l'ha dovuta mettere in istituto perché erano tutti piccoli, perché io dovevo stare con lei, non l'ho mai lasciata. Passano gli anni e voi avete dovuto trasferirvi? Passano gli anni, ci siamo dovuti trasferire a Treviso perché all'ospedale, sì, al Veneto perché all'ospedale dove era in cura mia figlia a Palermo non l'hanno voluto più tenere in cura perché dice che era grande, adulta. Devo portarla in un reparto, in un ospedale per ragazzi, per persone adulte. E mia figlia non ci voleva andare a fare i controlli. Adesso, siccome ho altri 2 figli sposati qua, mi sono trasferita nel Veneto. Perché dicevano e dicono che abbiamo una buona sanità. Sì, tu lo puoi confermare questo? Sì, ho visto dei buoni risultati. Qua. Hai visto i buoni perché risultati? Si sono accorti poi loro, attraverso l'ho messo in cura in diversi reparti, e si sono accorti loro che attraverso anche Padova. Si sono accorti che mia figlia aveva problemi al cuore e a Palermo non se ne sono accorti. Aveva anche un problema al cuore, Daniela? Oltretutto aveva pure la piassinopenia causata dall'epatite C. E cosa è successo però? Perché tu sei qua assieme a tuo marito Salvatore? Che appello vuoi fare? L'appello che lo Stato dovrebbe ancora risarcire i danni per il danno morale e civile più il danno biologico di mia figlia. E noi io e mio marito lui è disoccupato, io sono invalida. Ho un figlio di 23 anni che non lavora. Salvatore, cosa vuol dire? Perché è una cosa molto penosa anche iniziare a parlare di questa figlia che non c'è più, perché pensate per dei genitori cosa vuol dire parlare della figlia che non c'è più. Cosa chiedi, Salvatore? Io chiedo di darmi un aiuto, non so, io avevo un anno e mezzo che non pago casa. Che non paghi l'affitto perché non c'è entrata. Non c'è entrata. Ma voi avete vinto anche una causa, mi sembra, voi avete delle carte. Vinto, sì. Però se ne parla fra 7 anni. Fra 7 anni. Perché il danno biologico ce lo pagano fra 7 anni. Sentite, telespettatori, cosa succede in queste famiglie, perché questa è una famiglia che viene al Banco Solidale e loro veramente, specialmente quando io li vedo arrivare, sono sempre tristi, perché pensate di non aver niente neanche da mangiare, una causa vinta ma non sai a chi rivolgerti. Giustamente mi dice Giovanna: Mirella, io non ho i soldi per prendermi un avvocato, cosa devo fare? Abbiamo vinto una causa ma soldi
soldi non ne arrivano. Allora noi speriamo intanto, Giovanna, questa sera di riuscire a muovere un po' le acque, di vedere cosa è successo, che si è bloccato tutto, perché ci sarà pure una giustizia per questi poveri genitori, per queste persone che non hanno i cerchi magici, loro non hanno niente ma hanno le carte, hanno vinto una causa, come mai non vengono risarciti? Hanno perso una figlia, avete visto che bellissima figlia era, si poteva fare di più, si poteva fare qualcosa, non si poteva, ma il risarcimento, se uno li aspetta, dovrebbe essere un diritto, come mai non se ne viene a capo? E ci dico avvocati, ma gli avvocati costano, è vero Giovanna? Sì, certo, allora tu cosa vuoi dire, Giovanna? Io non avevo preso l'avvocato, però mi dice che per legge questi soldi arriveranno fra 7 anni. Fra 7 anni? Anche se è morta mia figlia, il danno biologico, arriveranno fra 7 anni. Ho detto io, avvocato, io allora muoio, e questi soldi quando arrivano? Muoio pure io, muore mio marito perché io ho problemi pure di salute, non posso lavorare. Ora io sto facendo un corso per invalidi civili, di igiene e anche per la casa avete fatto la domanda? Cosa sì, ho vuoi fatto dire? domandina per la casa popolare, ci dicono sempre venga domani, venga la settimana prossima, abbiamo vinto perché siamo usciti in graduatoria, il numero 18 ci hanno dato con 11.000 punti. E ci telefono, ma per la casa, no signora ancora non se ne parla, oppure dico vicino alla settimana prossima. Ci andiamo la settimana prossima, no signora ancora non se ne discute. Ci siamo andati per tante volte per aiuto, tante volte, non potevamo pagare la luce, non potevamo pagare il gas. Una volta solo alla Caritas ci ha pagato, della chiesa ci ha pagato la luce e il gas, ci ha dato 200 euro e per adesso io l'ho messo io dalla pensione. Con 286 euro che devo fare al mese, che devo fare? Non ce la fate a vivere? Posso fare completamente. E tu Salvatore, che appello vorresti lanciare da papà? Cosa vuol dire? Ma riescono a capire cosa vuol dire perdere una figlia? Cosa c'entra se ne hanno 6, 7? Hanno perso una figlia per mala sanità. Non ci aiuta nessuno, che cosa devo fare? Il sindaco là, il Carbonera? Interpelleremo anche questo sindaco, sentiremo cosa dice, che non vi può aiutare, però casi ce ne sono, ci dicono, anche stamattina si parlava anche l'altro giorno, quante case sfitte ci sono. Di casa, l'altro ieri mi ha chiamato. Che vuole soldi, cosa ci dobbiamo dire? Cosa pagate di affitto? 450 euro al mese. Valentina, No, senti questa storia, non cosa vuoi casa. dire a questa mamma poveretta, tanto provate a questo papà, perché rendiamoci conto che un figlio non ha età, quando ti muore un figlio, indipendentemente dall'età che abbia. Non ti sembra che non c'è giustizia? Cosa vorresti dire, Valentina? Io credo sia scandaloso che in uno Stato civile come l'Italia delle persone debbano perdere completamente, e questo non lo dico per voi ma lo dico perché succede anche a me, bisogna completamente perdere la dignità, inginocchiarsi e ad andare a chiedere per piacere, vi supplico, non deve essere così. Non deve essere così perché... Cioè si sente che tu hai provato però queste emozioni di sentirti dire il no, di sentirti umiliata, sì. di sentirti proprio l'ultima. Cosa si prova? Cosa possiamo dire a queste persone che quando veramente noi apriamo queste porte, li vediamo subito, la sensazione che hai è epidermica, dici guarda questa come mi sta guardando, forse un senso di pena. Cos'è che si prova, Valentina? È difficile dire quello che si prova quando bisogna chiedere aiuto. Non è sempre facile, bisogna abbassare la testa e chiedere aiuto. E tu Stefania cosa vorresti dire a questa mamma, a questo papà, di lottare ancora, di riuscire a credere che ci sarà un po' di sole anche per loro, perché hanno vinto una causa, hanno le carte? Io credo che intanto se hanno l'appoggio di qualcuno che gli possa dare anche quel conforto, anche psicologico, è già una cosa, cioè anche magari vicini di casa o persone di qualche gruppo che li possa supportare è già una grande cosa. Trovare, cioè io penso che possa risplendere solo anche per loro un giorno, perché bisogna avere pazienza, bisogna aspettare e sicuramente arriverà qualcuno che vi dà una mano. Io ci credo a queste cose qua, perché mai disperare, combattere sempre, perché sono sicura che arriverà per voi anche
la giustizia, perché sicuramente qualcuno vi darà una mano, ci sarà qualcuno che vi darà una mano. In qualche modo, lo so, però in qualche modo... Sempre lottare. Bisogna sempre lottare, perché questo Stato, quella gente, ha già molta gente che cede. Lascia perdere perché non ha le forze, non ha più né le forze fisiche né materiali per combattere. Lo Stato va bene, invece bisogna lottare, far capire che ci siete anche voi, con l'aiuto e il sostegno di qualcuno che vi possa dare una mano, e penso che già qualcuno vi sta dando una man forte, magari col sostegno di queste persone. I figli. I figli. Infatti loro hanno pagato le spese funerari di mia figlia, perché chi li poteva pagare? Ma non loro lavora. hanno pure una famiglia, Hanno pure i bambini che vanno a scuola. I problemi sono sempre tanti purtroppo, perché quando la gente non lavora, vedete, i problemi sono tanti. E allora noi, che invece di problemi, no tanti, di più, andiamo a vedere un po' di sole, che è il Banco di Verona, che ha fatto i 25 anni, e vediamo cosa vi faccio vedere. Andiamo. Ecco, io volevo farle una domanda, perché veramente mi sono commossa quando lei ha detto una volta c'erano le famiglie patriarcali, però la solidarietà, anche se avevano poco, faceva parte del modo di vivere di queste famiglie. Secondo lei c'è ancora tanta solidarietà verso il prossimo? Una suora mi ha detto: il povero aiuta il povero. Cosa mi dice lei, Eminenza? Che è proprio vero. Chi ha sperimentato la povertà è più propenso ad aiutare gli altri che sono poveri. Poi c'è tanta riservatezza nel manifestare la propria povertà. Una volta c'era appunto questa grande solidarietà nelle famiglie patriarcali, ma anche nelle corti, dove nessuno restava senza un piatto di minestra, un po' di latte. Adesso forse bisognerebbe essere un po' più attenti e a mettere in evidenza questa necessità di famiglie alla disperazione, perché ci sono, non sono nomi, famiglie alla disperazione, sono realtà. Allora ci si domanda: ma chi ha dei beni come fa a non essere un po' più generoso? Perché è proprio nella generosità del cuore che riveli chi sei tu, se hai cuore umano o se sei troppo ripiegato su te stesso nel tuo egoismo, che non ti farebbe onore. Fa onore la generosità. E ho l'impressione che a mano che le cose vengono a sapersi, a conoscersi, le situazioni, allora molti riaprono ancora il cuore alla generosità, alla sensibilità. Io la ringrazio delle sue parole e di esistere, veramente grazie. A voi, grazie Eminenza, grazie. Adesso siamo con l'assessore Emanuela Lanzarin. Assessore, intanto sono molto contenta di vederla, questo 25esimo compleanno di questo banco alimentare. Cosa vuol dire per lei solidarietà, dopo aver sentito queste bellissime parole, specialmente di Sua Eminenza il Vescovo di Verona, che ha detto una volta le famiglie patriarcali aiutavano i poveri, si aiutavano tra di loro. Per lei, che vive il sociale tutti i giorni, ogni momento della sua giornata, c'è ancora questa solidarietà, Assessore? Ma sicuramente l'abbiamo sentito, i tanti volontari, le tante associazioni, penso anche alla vostra associazione, insomma quella di Mirella Tuzzato, insomma le associazioni che sono nel territorio e quindi danno un aiuto concreto, visto che proprio è venuta a mancare quella rete, la rete del sostegno patriarcale, è venuto a mancare un po' quel sostegno e siamo un po' tutti forse un po' più isolati, un po' più egoistici, molto isolamento, no? Però per fortuna che c'è il volontariato, l'associazionismo, che ci sono dei presidi importanti come questo, come il vostro, che fanno sì insomma che anche le persone sole, disagiate e fragili trovano comunque un conforto, ma soprattutto un sostegno anche materiale. Allora il 2018 per noi ormai è già passato, Assessore, cosa ci aspetta nel 2019? Qualche progettino bello per il sociale c'è, Assessore?
Allora, per il 2019 noi stiamo lavorando su un piano di inclusione regionale e il piano contro la lotta alla povertà, in cui vorremmo mettere attorno allo stesso stabile tutte le associazioni di volontariato e non solo, quelle che si occupano appunto di eccedenze alimentari, di distribuzione, di collette, ma anche di aiuto di altri tipi, e proprio effettivamente una fotografia del Veneto e cercare quindi poi di fare quei provvedimenti, quelle progettualità che vanno incontro ai problemi. Un'altra questione che stiamo affrontando è quella della povertà educativa minorile, perché parliamo molto spesso di povertà in generale, però sappiamo che abbiamo molti problemi legati ai bambini e ai minori che effettivamente vivono in povertà e sono i soggetti più fragili a cui vorremmo rivolgerci. Adesso siamo con la Presidente del Banco Alimentare, Adele Biondani. Cosa vuol dire festeggiare 25 anni di Banco Alimentare? Traguardo importante, Presidente. È un traguardo molto importante. Cosa vuol dire? Vuol dire grazie a tutti i volontari che ci hanno permesso di costruire quest'opera in 25 anni. Vuol dire grazie a tutte le associazioni che con noi hanno cercato e stanno cercando di aiutare le persone che in questo momento sono in difficoltà e non riescono a comporre un pasto completo. E vuol dire grazie anche a tutti i benefattori, dalle aziende che ci donano i prodotti, a coloro che ci offrono il loro servizio gratuitamente, piuttosto che ci donano dei soldi per sostenere la nostra attività e che in noi hanno avuto una stima e un dono che per noi è determinante. Io mi sono commossa quando lei, perché lo fanno molto pochi, ha ringraziato i volontari, ma proprio lei è venuto dal cuore, ha detto: se non ci foste stati voi io non sarei qua adesso. Quanto è importante questo mondo pulito, bello, che è il mondo di volontariato di prima linea, perché qui siamo in prima linea. Ma è importante, è un tessuto che appunto non è evidente, pochi lo conoscono, molti lo vivono ma pochi lo evidenziano. Devo dire però che anche le parole del ministro Fontana piuttosto che anche del governatore hanno evidenziato questo tessuto di volontariato che sicuramente in Veneto, perché è la regione che conosco, poi magari anche altre regioni sono così, però sicuramente il Veneto ha una grandissima forza in questo e questo lo vediamo anche durante la giornata della colletta alimentare. Pensare che durante quella giornata riusciamo ad essere presenti in quasi tutti i supermercati del Veneto per noi sarebbe impossibile se non ci fosse qualcuno che con noi si gioca la partita e decide di farne il volontario. Per cui per me non saremmo, come ho detto prima, non saremmo qui se non ci fossero i volontari. Però io so una cosa, che lei viene da una famiglia di volontari, i suoi genitori. Beh sì, i miei nonni, è una cosa, è sempre stata una natura della famiglia da cui derivo e che mi auguro che la famiglia che ho creato possa assorbire questi valori. Da sempre mio nonno nel periodo di guerra ospitava partigiani e tedeschi nella stessa casa che si nascondevano. Il mio papà ha sempre dato dimostrazione evidente di quello che vuol dire essere generosi rispetto alle persone che sono vicine. Mia mamma, che è mancata lo scorso ottobre, ha sempre voluto che tutti noi, prima di pensare a noi stessi, noi tre fratelli, pensassimo a qualcosa che per gli altri era importante. Ecco, io spero che questo possa essere vissuto anche dai miei figli, dalle loro famiglie quando le avranno, ma anche da tutti i miei amici e gli amici che qui questa sera festeggiano con noi. Ecco, io veramente ringrazio questa grande Presidente, avete visto la prima parte, poi faremo vedere la seconda parte, c'erano proprio importanti personalità, io ho cercato di intervistarle per farvi capire quanto importante è parlare di povertà, di solidarietà, ma per farvi conoscere questo banco importante. Pensate, è un banco alimentare nel Veneto, è quello che distribuisce a più di 490 associazioni queste derrate alimentari che una parte vengono dalla Comunità Europea, ma una parte vengono da ditte, da sponsor, dalle collette alimentari che voi gentilmente quando le facciamo date i prodotti
prodotti, regalati prodotti che poi vengono dati anche a noi. Infatti anche noi domani andremo appunto a Verona a prendere ogni terzo martedì del mese queste derrate alimentari. Il 2019 sarà un anno difficile perché cambierà la comunità europea e adesso stanno progettando per 7 anni, pensate quello che riusciremo ad avere in 7 anni, perché poi non se ne parlerà più, perciò io sto vivendo questi mesi, questi momenti in maniera molto ansiosa perché non so cosa ci capiterà. Per fortuna che noi abbiamo gli alpini, abbiamo queste colette, abbiamo questi sponsor, però io sono veramente onorata di far parte di questo banco alimentare che è il Banco di Verona, che ci aiuta ad aiutare appunto tante persone in difficoltà. Valentina, cosa ti provi vedere questa donna, anche lei, che viene da una famiglia di solidarietà, perché pensate il nonno, il papà sono riusciti a trasmettere questi valori. Quanto è importante è parlare ai propri figli e far capire cos'è la solidarietà? Tu hai altri 2 bambini, sì. Cos'è per te la solidarietà, Valentina? Beh, dare una mano senza che siano gli altri a chiedertela. Io purtroppo per mancanza di tempo non riesco a fare tanto per gli altri, però penso si veda anche adesso, mi brillano gli occhi, mi commuovo quando penso e credo, sono convinta che sia una cosa innata in ognuno di noi. Quando vedo i miei figli che hanno, Beatrice ha 11 anni, poi gli altri hanno uno 4 anni e l'ultimo ha 1 anno. Che salutiamo perché ci stanno guardando. Mando un bacione grandissimo, tra un po' arrivo, aspettatemi, non disperate. E quando vedo che si aiutano tra loro, quando vedo che il piccolino di 4 anni aiuta sua sorella a qualcosa che sta mangiando e ne va a dare un pezzetto a sua sorella in bocca perché lei non può usare le mani, quando siamo a casa da soli e devo portare Beatrice per esempio in bagno, lui mi aiuta ad abbassare i pantaloni. Stessa cosa fa anche Beatrice, nonostante abbia dei limiti fisici, aiuta tantissimo i suoi fratelli, aiuta i suoi compagni di classe. Se hanno dei problemi perché è molto brava a scuola, nonostante non le piaccia tanto studiare. Beatrice. Credo che sia una cosa innata in ognuno di noi e la solidarietà, almeno io cerco di insegnare, spero, perlomeno ci provo, di insegnare ad aiutare prima che siano gli altri a chiedertelo, perché chiedere non è facile quando si ha bisogno, è difficile. Però una cosa importante che ha detto la Presidente, ha detto sia mia mamma che mio papà, perciò lei ha avuto 2 genitori che il loro obiettivo era proprio la solidarietà, aiutare, perché questo banco alimentare che avete visto parte dal nonno e dal papà di questa Presidente. Stefania, e tu cosa provi vedendo queste immagini, queste derrate alimentari che saranno date proprio alle famiglie in difficoltà? C'è anche tanta solidarietà. C'è tanta solidarietà, questo sì, però io devo dire assolutamente una cosa, io vedo tanta solidarietà quanto ancora tanta gente che è ancora bloccata sul suo egoismo. Cioè, io vedo, voglio anche sensibilizzare gli imprenditori o chi può permetterselo di diventare ancora più generoso, di non soffermarsi magari a cose che meno importanti secondo me, perché ok, c'è il calcio, c'è la sponsorizzazione di determinate squadre, eccetera, ma secondo me ne ricaverebbero molto di più facendo felice chi ha veramente bisogno. Cioè, allora guardiamo il secondo tempo del banco alimentare. Siamo con Stefano De Guidi, che è il direttore operativo di questo meraviglioso banco alimentare. 25 anni direttore di banco. Cosa vuol dire? Vuol dire una grande responsabilità, perché naturalmente è un traguardo, ma è anche un nuovo inizio, soprattutto rispetto alle povertà che stanno crescendo. Pensiamo soprattutto in questi ultimi anni, stanno crescendo le povertà nelle famiglie giovani e vuol dire povertà nei bambini innanzitutto, una povertà, stiamo parlando della povertà alimentare, la prima insomma in assoluto, dunque una grande responsabilità. Oggi noi riusciamo a servire più di 490 strutture, che sono loro che di fatto poi direttamente vanno con le persone. Noi di fatto siamo sussidiari, cioè nel senso che diamo i prodotti a queste strutture
case famiglia, banchi di solidarietà, piuttosto che Caritas, San Vincenzo, associazioni laiche, tutte quelle che hanno deciso di fare un aiuto alimentare alle persone che hanno fatto un percorso per essere accreditati da noi. Ecco, sono più di 490 strutture e dunque anche questa è una responsabilità, riuscire a trovare alimenti da dare a loro innanzitutto. Come si comporta la comunità europea, direttore? Beh, finora la comunità europea ha risposto bene, nel senso che ci sono dei programmi specifici i quali danno dei prodotti di prima necessità, pensiamo pasta, latte, legumi, piuttosto che riso, e questi sono fondamentali perché anche talvolta sono difficili da recuperare in una certa massa, perché sono prodotti che sono comunque di prima necessità. Adesso stiamo attendendo perché tra alcuni mesi decideranno il nuovo programma che andrà dal 2020 in poi, perché loro decidono 7 anni per 7 anni, e di fatti stiamo attendendo, stiamo lavorando per convincere nuovamente a fare di fatti dei finanziamenti specifici alla povertà e chiaramente anche alla povertà alimentare. Quanto importante è il mondo del volontariato in una struttura di queste dimensioni? Perché è enorme. Quanto misura questa struttura? Per noi i volontari sono l'essenza, cioè innanzitutto la cosa stupefacente è che sono persone che si incontrano l'un con l'altro e poi decidono di fare l'azione di volontariato. Per noi sono fondamentali perché noi abbiamo 150 volontari di fatto nelle 2 strutture di Verona e di Padova, e senza di loro questa macchina non andrebbe sicuramente avanti, assolutamente. Adesso siamo con un volontario del Banco Alimentare, Claudio Veneri. Allora Claudio, cosa vuol dire fare il volontario in una struttura così grande e, come abbiamo sentito dal direttore, aiuta 495 associazioni? Beh, per me è stata una scelta, diciamo, pensionistica, nel senso che sono andato in pensione e si poneva il fatto di riempire le ore che facevo in stabilimento praticamente. Qui ho trovato subito una risposta, nel senso che questa opera che conoscevo attraverso la coletta è stata per me, era già un punto di arrivo, nel senso che dicevo questa opera va aiutata. Perché voi non avete idea, ma qui c'è proprio la fatica, il sudore, perché è un lavoro pesantissimo. Quando arrivi a casa, Claudio, cosa ti senti? Ti guardi allo specchio e cosa vedi? Che Claudio vedi? Diciamo che la soddisfazione è tanto di cominciare a conoscere alcune realtà che magari prima non conoscevi, nel senso che ad esempio alcune associazioni io non sapevo neanche esistessero, ci sono dei poveri che per me il povero era chi aveva meno di, non so, di una pensione di 800 euro, per me era povero. Qui ci sono persone che con 50 euro vanno avanti un mese, cioè, e li abbiamo qui che lavorano con noi, che ci danno una mano, che magari ti chiedono: senti, non puoi che puoi darmi qualche brioche, che domani mattina magari faccio colazione, cioè, e la realtà è diventata più ampia, diciamo, molto più ampia. Qui abbiamo delle situazioni che veramente sono critiche. Poi la conoscenza anche di centinaia di persone che fanno volontariato, perché qui abbiamo persone anziane, molto anziane, perché io, vabbè, sono fra gli anziani perché sono pensionato, però non sono proprio un anziano, diciamo. Però abbiamo degli ottantenni che alzano pesi tutti i giorni, fanno le 6 ore, 7 che facciamo qui e continuano a lavorare. Adesso siamo con un volontario storico del Banco Alimentare. Io lo conosco bene, ma voglio che ti presenti tu. Chi sei? Io sono Gianmario Rossi, che arrivo dalla Sardegna e ho fatto 18 anni di carabiniere, e dopo l'incidente eccomi qua a dare una mano a chi veramente ne ha bisogno. Però io le do la mano col cuore soprattutto, perché mi sento portato. Sono stato sempre uno dei volontari quando lavoravo come carabiniere, e adesso sono un volontario utile per le persone che hanno molto bisogno, molto più di me e di certi che camminano, ecco, perché io la prendo sempre così. Pensate, io so la sua storia, perché lui non è che ha avuto un incidente qualunque. Cosa è successo? Raccontiamolo. Beh, io ho avuto un incidente per fare un piacere a un amico e facendo sto lavoretto qua che sono andato a dargli una mano e sono caduto, sono scivolato da 2,5 metri d'altezza e ne ho avuto, come posso dire, questo
queste conseguenze queste drammatiche. conseguenze. Però E ho perso la mia stabilità di persona e ho perso anche l'amico, che da quel momento non l'ho più visto. E quello che mi ha fatto più male è quello del danno. che storia. E quanto ti ha aiutato questo mondo del volontariato, questo partecipare, appartenere a questa meravigliosa realtà che è la solidarietà? Beh, questo mi ha aiutato e mi aiuta continuamente, perché io tutti i giorni vengo qua a dare una mano, a collaborare nel mio piccolo, e sono contento perché mi passano le giornate così veloci e mi sembra sempre poco per quello che faccio. Perciò ne vorrei fare molto di più, perché nel mio, come si dice, portamento di persona, di uomo, di sensibilità, sono stato sempre utile per gli altri e lo sono ancora adesso. Ed è anche un fan della Mirella, vieni qua, ti do un bacione. Grazie, ciao. Stammi bene, grazie Mirella per tutto quello che fai. Allora siamo con questo signore che lui tutte le mattine guarda Sveglia Veneti, è di Verona. Perché guardi Sveglia Veneti? Ma guardo Sveglia Veneti perché mi pone ogni mattina un qualche problema, quesito fatto, in maniera molto diversa dai telegiornali che di solito guardo, e va subito al sodo, ecco. E dopo trovo la signora molto Mirella, grintosa, e tiene sempre a distanza anche i suoi colleghi lì, vedo. È un modo di fare molto simpatico. Io la ringrazio, grazie di guardare Sveglia Veneti, e veramente questo ci fa molto piacere. Guardate che non l'ho sviolinato. Cosa vuoi dire Maria alla Mirella? Niente, voglio dire alla Mirella che è una grande donna, che ha fatto grandi cose. Grazie, e che continua Maria a fare grandi cose. Sei di Verona, Maria? Sono di Verona. Anche tu guardi allora le sempre, sempre, veramente. Grazie. Ecco, avete visto queste persone, guardate, io quando vado in giro mi emoziono perfino, perché è una gioia vedere tutti che ci guardano, che guardano questa rete veneta, che dicono che fanno delle cose che non si vedono dalle altre parti, perciò questo ci aiuta molto ad andare avanti. Però questo mondo dei banchi alimentari che io vi ho fatto vedere per far capire quanta solidarietà, quanto aiuto, e anche chi è in difficoltà andare a lavorare, a portare quel bene prezioso che sono il tempo libero che avete per queste opere importanti, può aiutarvi a vivere anche meglio. Giovanna, tu cosa vorresti dire? Tu che vieni al banco alimentare, quanto importante è un banco alimentare, un banco solidale per famiglie come voi che non avrebbero da mangiare? Cosa ti senti di dire a queste persone che donano, che ci danno? Cos'è che senti quando finalmente tuo marito arriva, o anche tu a casa con la borsa piena di roba, perché veramente roba ve ne diamo tantissima, lo puoi testimoniare. Cosa vuol dire per voi? Che aiuto importante è? Dico sempre grazie a Dio. Grazie a per Dio. tutte le persone che ci danno questo aiuto. E tu Salvatore cosa vuoi dire? Sono contento che voi facete queste cose per noi. Per voi. Ma è importante questo banco, questi banchi solidali per famiglie, perché qualcuno non riesce a capire, cioè è impossibile che non abbiano niente da mangiare. Spiegate invece cosa vuol dire. Avete sentito anche questo volontario quando dice noi abbiamo persone che vivono un mese con 50 euro, che ci chiedono la colazione se abbiamo qualche brioche al mattino. Quando io vi dico, e qui ho i testimoni, che mi chiedono il caffè, avete un pacchettino di caffè, perché il caffè è fondamentale, sentite che vi sto dicendo la verità. Ma cosa vuol dire alzarsi al mattino e avere un qualcosa? Cerchiamo di farlo capire anche a quei scettici, che ce ne sono ancora veramente tanti, ve lo posso assicurare, che dicono ma non hanno voglia di lavorare, non hanno voglia di fare niente, se la sono voluta. Cosa vorresti dire, Giovanna, tu che veramente hai sofferto tanto? Mio marito cerca sempre di lavorare, aiuta pure a mia figlia che ora è vedova da 5 mesi, aiuta a fare il nonno, e io dico a mio marito ogni volta, tipo il martedì, aspetto il mercoledì che viene, che gli dico almeno abbiamo qualcosa, quando non abbiamo proprio niente da mangiare, facciamo tipo lui la pasta col dado, perché date poi il dado, la pasta, il riso lo combino con qualsiasi cosa,
abbiamo sempre qualcosa da mangiare, sempre perché se sarebbe per la speranza che ci diano ogni settimana la spesa alla Caritas della zona dove abitiamo noi, a quest'ora saremmo proprio sotto i marciapiedi. Perché vi danno poco allora? Sì, una volta al mese. Una volta al mese. Però ci siamo noi, perciò tutti assieme diciamo che riusciamo, perché bisogna dire anche che la Caritas fa un lavoro enorme, perciò bisogna dire tanto di cappello, per carità. E oltretutto noi ora aspettiamo pure, abbiamo fatto pure la carta al Rei, perché io ho 61 anni e lui sono invalida, lui ne ha 62. Però il primo mese me l'hanno caricata a gennaio e adesso andiamo ogni settimana all'Impisi che ancora non caricano gli altri mesi. Vedete, quando io vi dico che non è ancora arrivata, perché queste sono le situazioni che poi loro mi raccontano al mercoledì quando vengono al Banco Solidale. Valentina, penseresti di trovare situazioni di questo genere? Perché quando usciamo di casa sembra che il mondo giri da un'altra parte, che tutti bene o male se la cavano, che si mangia, si beve, si va fra poco in vacanza, invece poi c'è una realtà che io vivo quotidianamente che è tutta un'altra realtà. Io dico sempre, quando entro in queste case le finestre sono chiuse, i balconi sono chiusi, non c'è mai luce, sembra come che si vergognino, che si nascondono. Tu cosa provi? Ma pensi proprio che esistano queste cose che io ti faccio vedere, oppure sembra ma non so, cosa provi? No, io ci credo. Noi abbiamo passato momenti molto, molto difficili i primi anni dalla nascita della nostra prima figlia, e non mi vergogno a dirlo. C'è un'indifferenza, però ci credo assolutamente, ci credo. So anche gli strani giri che fanno i soldi dell'Inps quando devono arrivare alle famiglie. Conosco perfettamente tutti questi meccanismi e non mi stupisco, ci credo. E tu Stefania, anche tu cosa provi? Pensavi magari una volta che avremmo raggiunto questi livelli di povertà? Guarda Mirella, io ti dico, io da lieve infermiera giravo nelle periferie di Bassano e Romano, e proprio nelle periferie già allora vedevo, cos'erano, 20 anni fa, vedevo delle realtà veramente drammatiche, e da là penso di aver iniziato a capire quanto poco c'è in periferia. La gente non sa queste realtà, non le conosce, solo pochi, solo il distretto, solo chi ha a che fare con queste persone conosce la realtà. Appunto c'è bisogno di pubblicizzare, scusami Mirella, informare, la fare gente, informazione, far vedere alla gente cosa veramente c'è attorno a loro. Allora la gente si sensibilizza, perché io ho avuto a che fare con altre persone che avevano bisogno e per quello che posso do una mano, per cui anzi vedo altre persone, spesso gente che ha anche poco, ma che aiuta gente che ha ancora meno di loro. Invito proprio chi ha abbastanza, insomma, per vivere, per divertirsi, eccetera, essere un po' più generoso. Essere più generoso, ci sono delle realtà veramente incredibili. E queste persone, questi signori, io penso che sarebbero pronti, anche si parlava di lavoro prima, io penso che basterebbe anche magari qualche imprenditore che proponesse loro anche magari un lavoro, qualcosa. Io sono sicurissima al 100%, al 1000 per 1000, che darebbero il doppio, il triplo, il quadruplo di quello che possono dare. Perché si riapproprierebbero della propria dignità. Certo, e non sarebbero umiliati. È dare dignità a queste persone. E io penso che comunque quell'imprenditore ne ricaverebbe in felicità tantissimo. E serenità. E serenità, esatto, perché comunque ha aiutato delle persone. Allora noi per essere sereni, sai cosa facciamo? Andiamo da Selli, che ha appena starnutito, salute. Cos'è la seconda canzone che ci porti un po' di serenità e tranquillità anche nelle nostre case? Vacanze romane. Vacanze romane, che bello. Andiamo. Roma, dove sei? Eri con me. Oggi prigioni tu, prigioniera io. Roma, antica città, ora vecchia realtà. Non ti accorgi di me e non sai che pena mi dà.
Mi raccomando, fra poco, con un bellissimo applauso a Selli, non mancate, ci vediamo fra pochissimo, non cambiate canale.